Se posso... No, volevo solo aggiungere quello sul quale secondo me va rimarcato tutte le cose, che il nostro articolo 32 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Usa la parola fondamentale, che è l'unico posto in cui nella Costituzione si usa fondamentale. Tutti gli altri sono invece inviolabili come diritti. Ed è ovvio che la usi perché senza salute gli altri diritti non stai in piedi, se uno ha torto o ha un tumore, gli altri diritti garantiti di non, eccetera, eccetera. Ma questo comporta che impone questo principio, impone allo Stato di non lasciare nessuno senza difesa di fronte alla malattia. E chi, come sta accadendo, accampa o propone, in base ai problemi di bilancio, propone di sistemi in cui le cure dipendano dalle realtà singole del singolo, dalle realtà economiche del singolo, va contro la Costituzione. Quindi questo è lo scoglio sul quale gli avversari della sanità si devono cascare, devono fermarsi. Questo purtroppo gli Stati Uniti non ce l'hanno, non l'hanno mai avuto. Gli Stati Uniti avevano solo, neanche sulla Costituzione, avevano sulla diritto di indipendenza il diritto alla felicità. Il diritto alla felicità è stato usato solo negli Stati Uniti per finanziare chi voleva cambiare di sesso. Allora la Corte Costituzionale ha concesso che lì lo Stato pagasse gli interventi. Tutto il resto no, e infatti loro negli anni 50 e 60 sono passati a un sistema loro assicurativo, perché non avevano questo scoglio, e quindi bisogna insistere nella difesa dei nostri valori. L'articolo 2 impone che non si possa cambiare il sistema. Questo come devo dire. Poi insomma lo vediamo, le leggi che ha fatto, quello che citavo prima, insomma. E chiudo dicendo, non so se l'ho detto prima, ma non è possibile che ci hanno riempito le orecchie in questo periodo che il nuovo ospedale di Schiavone con tutti i colori, che sia una meraviglia, eccetera, 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 e che quindi buttare i soldi per la qualità della sanità, e poi a Schiavonia fanno i tumori del seno, ne fanno 83 l'anno, quando la soglia minima di qualità, è 150 interventi all'anno. Se ti vai sotto i 150 interventi, il rischio di risalire del tumore è sempre più alto. Quindi allora ti non te organizzi il lavoro così. Allora dici no, ma Schiavonia, we play skate, anzi va bene, però quelli là non fanno il tumore del seno. Prendiamo Cittadella, ne fanno 150, bene, ma là ne fa 280, 300, 400, in modo che diventano molto abili e sicuri. Quindi noi dobbiamo pensare qui nel territorio, è vero, come dice Albino, il nuovo ospedale occupa e non si fa, questo è un motivo, ma l'altro motivo è da verificare che noi abbiamo 10 ospedali. In questa provincia abbiamo 10 ospedali, abbiamo Cittadella, che ogni anno ci buttano soldi per ristrutturare, Cittadella, Campo San Piero, il CTO a Padova, la Policlinico, Piave del Sacco, Monsemplice, Cittadella, Schiavonia, più le case di cure private. Bene, stop, perché voglio farlo antipatico, ma scusami, più continui, più ciò che sembrava essere legato alla questione dell'aria, più va in aria. Nel senso che... Allora chiudiamo, no, aspetta, perché abbiamo un minimo comune denominatore. Non passa attraverso le risorse buttate sui muri, ma attraverso la riorganizzazione dell'esistente. Anche il lavoro, ma non parliamo ahimè di lavoro. No, è molto pregnante. Marina Mancin, il discorso della sanità. sta qua è la politica. Assessore all'ambiente di Padova. Ci tengo a dire che ero, nel senso che è stato molto problematico farlo, io non avevo esperienza e devo dire è estremamente problematico fare gli amministratori, è molto difficile. Detto questo non voglio trovare giustificazioni rispetto agli errori che io sicuramente già li conosco, ho fatto. Però questo è il posto dove io mi sento bene e quindi sono tornata qua perché questo è il mio posto. Allora, l'aria di per sé è qualcosa di imprendibile, giusto? Allora, è come se in sé avesse
avesse il problema e forse potessimo trovarci anche la soluzione. Allora, in quanto imprendibile è un problema perché praticamente non essendo circoscrivibile, no? Quello che propone il tema dell'aria è l'interconnessione, non solo per i problemi che riguardano l'aria, ma anche per le possibili soluzioni e per le istituzioni che se ne interessano. Allora io credo che la cosa importantissima che emerge dal discorso dell'aria, ma che forse va bene anche per gli altri temi degli altri gruppi, è che non è possibile trovare delle soluzioni all'ambiente se non troviamo delle soluzioni di interconnessione tra chi opera con responsabilità istituzionali e legislative sull'ambiente nel territorio. Cosa dico? Cosa voglio dire? Voglio dire che per esempio se facciamo le limitazioni al traffico, cosa che mi è accaduta di fare nella mia funzione nel comune di Padova, cosa che serve pochissimo, che però serve, in ogni caso l'area di Padova, da tutte le statistiche europee sull'inquinamento, l'area di Padova è la peggiore non solo del Veneto, ma addirittura d'Italia pareva la peggiore, no? Presa poi individualmente magari non era peggiore di quella di Santa Giustina in Colle, se guardavamo per esempio un dato che è quello delle combustioni da idrocarburi, in cui l'inquinamento a Santa Giustina in Colle, come in tutti i posti di campagna, balza alle stelle proprio perché c'è questo inquinamento da idrocarburi. Ma non solo, molte volte nel piano territoriale nel TTZ, nel tavolo territoriale zonale per le limitazioni al traffico, io ho chiesto che le limitazioni non fossero solo limitate alla cerchia della città, ma che fossero estese alla provincia. I comuni della provincia si sono rifiutati perché il motivo fondamentale era: a Padova avete i trasporti, neanche tanto direi, ma comunque avete i trasporti, noi non abbiamo trasporti, come facciamo a muoverci sul territorio se non abbiamo le auto? Quindi anche questo è diventato un problema. Ma la stessa cosa ho chiesto a livello regionale, quando abbiamo fatto i tavoli zonali a livello regionale, perché se Padova ha un'iniziativa o Venezia ha un'iniziativa e le altre città non ce l'hanno, non è che l'aria possiamo metterci dei confini, l'aria comunque si sposta e quindi va non dove noi decidiamo che va, cioè non premia i comuni virtuosi, questo voglio dire, ma magari la posizione geografica, nonostante un comune abbia delle iniziative, e secondo me in parte è il caso di Padova, in parte, nonostante abbia delle iniziative anche positive, l'aria non migliora. Allora, detto questo, volevo mettere in luce come la questione dell'aria, secondo me, fa emergere un tema che è quello del coordinamento e del collegamento tra tutte le istituzioni che si interessano di questi temi. Avrei anche una proposta che non voglio. L'altra cosa che mi viene in mente è che mi piacerebbe che riuscissimo a fare un elenco di priorità, una graduatoria, cioè se noi dovessimo, facessimo una specie di gioco, se noi dovessimo ipotizzare che abbiamo la possibilità di cominciare da qualcosa per il risanamento dell'aria, da dove cominceremmo? Quale secondo noi è il punto nodale che ci richiama e quali, basterebbe anche uno, e quali collegamenti, quali interconnessioni ci possono essere tra questa proposta e l'altra. Poi avrei una proposta che non so se è pratica operativa, non so se in Europa è stata fatta, eccetera. Io credo che dobbiamo pensare a dei modi per rendere vincolanti, mi viene da dire vincolanti, i pareri dei comitati. Cioè attualmente i comitati, per il loro rapporto che hanno con i partiti politici, che poi sono quelli che gestiscono le istituzioni, o per le problematiche dell'ambiente, possono essere ascoltati, ma il loro parere può anche essere disatteso. Allora mi chiedo, in Europa esistono esperienze da questo punto di vista? Per esempio,
Uno, due, mi viene da pensare a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale. Possiamo prevedere ad esempio che i comitati hanno all'interno delle istituzioni dei loro rappresentanti o medici o biologi o naturalisti che funzionano da consulenti per le istituzioni e per i politici? Questa cosa la possiamo pensare, è già stata pensata, perché magari io non lo so, è già stata pensata, se ci sono delle esperienze. Mi fermo. ISDE nasce per questo. Ci sono esperienze di questo tipo, ci sono già delle commissioni regionali all'interno, non so, ad esempio c'è la commissione cave, attività estrattive, poi ci sono commissione sulla pianificazione faunistica governatoria, me ne vengono in mente, ma sicuramente ce ne sono altre, dove le associazioni, le ONG, non i comitati, parlano di associazioni rappresentative nel territorio, nominano dei propri rappresentanti. Il problema è che in queste commissioni, no, finisco, non ho finito, in queste commissioni non vengono mai convocate alla fine, quindi per adesso questa è una forma di partecipazione che non esiste. Poi bisognerebbe fare, secondo me, una cosa diversa, fare lobby, cioè tutti i comitati, tutte le associazioni, fare quello che accade un po' in Parlamento europeo, dove ci sono le lobby, c'è un rappresentante per una serie infinita di associazioni che va lì, va a incontrare i vari deputati, i commissari e fa lobby e porta avanti quelle istanze. Però il fatto che questi pareri siano vincolanti e devono essere recepiti, questo non esiste neanche a livello di lobby. È come fai la lobby che può portare a quel risultato. C'è un processo per cui quando ci sono delle grandi opere vengono consultati i cittadini e c'è una procedura, mi pare, di consultazione. Ma c'è anche qui, ad esempio, per le direttive, la direttiva VIA prevede delle consultazioni, vieni ascoltato, puoi mandare delle osservazioni, ci sono dei tempi tecnici da 30-60 giorni. Anche per i PAT. Per i vari, esatto, per i vari piani, però non sono vincolanti, cioè se uno fa un'osservazione non è che debba essere recepita, non è previsto da nessuna legge, anche perché bisogna vedere sì, la finalità ma anche la configurazione giuridica che hai tu. Essendo in una democrazia, può un comitato che rappresenta 10 cittadini dire una cosa e far sì che sia però ci sono le VIS, le valutazioni di impatto sanitario. Queste andrebbero fatte, quelle che dicevo prima che adesso non sono previste, in Italia non ci sono. Però ci sono, ma scusa. Sì, ma non sono vincolanti, non c'è la norma, diciamo che non c'è la norma. Ecco, io infatti mi rifaccio a questo, ad esempio all'interno del codice penale è stato modificato, è stato inserito i reati per danni ambientali. Come poter utilizzare questo strumento? Prima cosa, è possibile utilizzarlo, cioè è esecutivo, perché sì, noi ci riscontriamo. È possibile utilizzarlo, ma quando ci sono i danni vuol dire che hai già perso. Esatto, ma oltretutto per certificare i danni bisogna fare, come diceva, una valutazione di impatto sanitario, ma fin tanto, questo ci è stato spiegato, non c'è un tot di morti, non c'è una casistica, non parte e si parla al minimo di 10 anni. Gio, se tu vai a Brescia hanno dimostrato allora, i limiti dell'ILVA che sono superati. Allora, che strumenti possiamo utilizzare noi per avviare tutta sta macchina, che è un ingranaggio, che è veramente una cosa pesantissima e spesso e volentieri porta poi a risultati, anche insomma la cronaca ce ne parla, che cadono in prescrizione, quindi non viene condannato nessuno. Passati 12 anni, l'amianto. E quindi dico, ci sono degli strumenti per monitorare, per dare in mano anche alle amministrazioni la possibilità di agire, di operare e di mettere anche dei blocchi, di poter, non so, chiamare anche enti, tipo l'ARPA per monitorare l'aria e da quei risultati dire bene, allora si parte con un... È possibile? Guarda, io è quello che dicevo prima nella presentazione che ho fatto. Noi siamo in una situazione adesso in Veneto, se andiamo a vedere la norma europea che è stata recepita dall'Italia, di violazione della norma. Ci sono i famosi 35, parlo di polveri sottili, sfloramenti anno massimo, noi ce li giochiamo sempre, ogni anno ce li giochiamo, quando è febbraio, marzo, a seconda di quanto piove ce li giochiamo e quindi respiriamo aria che ci avvelena, perché è dimostrato che quelli sono i limiti massimi per garantire un minimo di tutela della salute. Li superiamo, siamo in una situazione quindi di violazione della norma, ma non solo, siamo adesso in una situazione anche di una prima sentenza di condanna. Nonostante ciò,
quello che io dicevo, si parlava giustamente, tu dicevi priorità. In una situazione di illegalità come questa, la priorità dovrebbe essere stop a qualsiasi tipo di nuova, almeno nuova autorizzazione. Cioè, fino a quando non rientri nella legalità, perlomeno non peggiorare la situazione. Certo che se uno va a vedere quello che dice la Costituzione, dovremmo partire da adesso in poi a risanare, esatto. No, la legge c'è, sì, no, basta farla applicare. Addirittura i partiti di governo dovrebbero applicarla. Esatto, i governi dovrebbero applicarla. Quindi la situazione non è così, però bisogna spingere. Invece cosa succede adesso? No, per concludere, sì. Invece succede adesso che nonostante la violazione della norma, nonostante la condanna, noi abbiamo una regione che continua, al di là di ogni pianificazione, continua a autorizzare nuovi fondi tipo impianti a biomasse, tipo ma abbiamo impianti il piano energetico, c'è adesso? No, sì. C'è il piano energetico, però c'è un altro piano, il piano di risanamento dell'aria, che è quello del 2004. Ce n'è uno che è stato adottato dalla giunta provinciale, hanno già fatto le consultazioni eccetera, ed è fermo. È quello che dovrebbe... Perché non lo approvano? Perché in Veneto hanno imparato che l'immobilismo consente a chi ha sempre fatto quello che voleva di continuare a fare quello che voleva. Certo. Perché la regione non è intervenuta sul piano cave, sul piano di risanamento dell'aria, sul piano rifiuti che è fermo, sono tutti piani che non vogliono approvarli perché se li approvano vanno a scontentare qualcuno e loro hanno fatto la loro fortuna politica, diciamo così, sul lasciar fare. 50 anni che Veneto finisco perché è giusto dirlo anche a titolo di cronaca perché ci rendiamo conto in che razza di regione siamo. Il piano cave doveva essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione della legge. Non è ancora stato fatto. Sapete di quando è la legge? 1982. Quindi è 32 anni che aprono e chiudono le cave all'interno delle strutture della regione e grazie a qualche assessore. Mai con una legge approvata e quindi con qualcosa di pianificato. Sul discorso delle cave dei nostri colli, anni fa mi è giunta all'orecchio che Galan aveva dato in affitto a dei cinesi le cave dei colli. Succede di tutto di più. Chiede la parola. Scusa il tuo nome che non mi ricordo. Parte dal 5. Non capisco. Solo una precisazione, 10 secondi. Non esiste il piano energetico regionale, esiste il piano energetico per energie rinnovabili. Quasi approvato. Punto. Mauro Moretto. Non c'è piano energetico. Ritorno sul metodo. Mi interessa di più il metodo che ciò di cui stiamo parlando, francamente. E non capisco come possiamo proprio davvero esprimerci se all'affermazione di un signore risponde uno, poi un altro ancora, perché pensiamo di poter aggiungere informazioni o risposte. Non ha senso oggi, non siamo qui per questo. Propongo che oggi ci sia qui nel riuscire a mettere il più chiaro possibile attorno al tema che ci siamo scelti, cioè generale, particolare, ciò di cui parliamo. Però teniamoci a questo e basta, non poniamoci come gli esperti che possono dare una risposta in più. No, ma appunto per questo, cioè, scusa, basta. Se posso, il tuo punto di vista è come di uno che viene qua con le sue belle caselle già piene per rivotarle nell'assemblea. No, non sono, io ho detto la mia, ma spero che tutti dicano la loro, però siamo ripartiti ancora come prima, scusate. No. A me quello che interessava, ribadisco, era riuscire a tirare fuori degli strumenti che magari ci sono già o crearne di nuovi. Pensavo anche a degli organismi di controllo che possano essere utili alle istituzioni, alle amministrazioni perché appunto secondo me comunque va posto un freno. È vero che bisogna bloccare quello che già c'è, non permettere di costruire o di dare nuovi permessi, ma comunque è importante anche monitorare quello che già è esistente e che continua a creare danno alla salute, che continua a inquinare l'aria che respiriamo, che può essere il cementificio, un esempio, ma ne abbiamo tantissimi qui nel Veneto, può essere le discariche, cioè abbiamo degli strumenti con i quali spingere anche noi, comitati, associazioni, per poi arrivare a portare a casa qualcosa. Questo è quello che vi domando, perché noi lottiamo da 10 anni e ancora risultati non ne abbiamo visti, nonostante strumenti ce ne siano. Poi non è che noi non è che li conosciamo tutti, siamo tecnici, per cui
Questa era la domanda che ci si poneva. Parli delle tonnellate di punti tossici. Quello, ma non solo quello, a me preoccupa la qualità dell'aria anche dal punto di vista, non so, anche le fabbriche, ci saranno delle emissioni, è controllata questa cosa? No, non mi pare che sia controllata. C'è qualcuno che si interessa, delle amministrazioni che dicono bene, facciamo una mappatura dei siti industriali che ci sono all'interno della nostra zona e vediamo come lavorano, che emissioni ci sono. Sono da monitorare, sono da bloccare, controllare, mettere delle normative perché si adottino dei filtri, non lo so, cioè, la mia è anche un po' una visione magari ingenua perché non essendo tecnico, però mi domando questo, se c'è questa possibilità, perché i comitati magari, le associazioni possono anche spingere ma devono lavorare, partire da un punto di partenza, da uno strumento da poter in qualche maniera utilizzare. Per l'esperienza che ho io, l'unica forma di controllo sono i comitati che devono chiedere alle istituzioni questo che tu chiedi, cioè quali sono le fabbriche di primo livello, di secondo livello, di terzo livello. Allora io sono riuscita ad avere per esempio l'elenco dal mio comune, ma non so se l'elenco sia sufficiente. Allora, sono delle aziende, fabbriche, adesso io non so come sia il termine, attività che sono divise in primo livello, secondo livello, a seconda del grado di pericolosità. Il primo passo per esempio è da vedere questo, però questo non basta. Allora l'unica forma di controllo e di pressione, per l'esperienza che ho io, molto limitata, è data solo dai comitati che devono chiedere e se non ottengono risposta rivolgersi a livelli superiori tipo esposti o cose di questo genere. È l'unica soluzione. È impossibile che le amministrazioni organizzino dei controlli perché le amministrazioni sono di parte, sono state elette perché qualcuno ha premuto in quel senso, dai, non è che ci nascondiamo dietro il dito. Vuoi continuare? Va bene, quanto tempo c'è? 5 minuti. Scusami, sei... Mauro Moretto di Ariano. Sì, io volevo proprio partire da un discorso ampio, generale, politico, e tu mi hai dato proprio l'abbrivio, via. Le amministrazioni e la gestione attuale di questa regione, ma le amministrazioni eccetera, sono state elette perché sono state elette democraticamente. E diceva prima Andrea, democraticamente chi deve eleggere le istituzioni deve tener conto di cosa pensa e di cosa vuole fare la maggioranza, deve porsi il problema di tirare avanti un sistema che è così. Allora, noi dovremmo un po' anche porci nei panni di questo sistema, perché io mi prefiguro chi diventa governatore di questa regione o Presidente del Consiglio di questo Stato e deve avere il consenso della maggioranza, grosso modo, e gestirlo e garantire un equilibrio, un evolversi di questa situazione. Deve governare questa situazione. Deve governare questa situazione, lui non la può rivoluzionare, perché ha ricevuto il consenso per governare questa situazione. Allora noi vogliamo, io quello che mi chiedo e anche vi chiedo a voi, come facciamo a modificare una situazione che secondo noi è radicalmente sbagliata, se poi chi va a governare deve governare l'esistente e non lo può cambiare, perché altrimenti dal punto di vista proprio del consenso, dal punto di vista istituzionale, non è il suo mandato quello di rivoluzionare. Quindi deve governare l'esistente. Non so se ho reso l'idea del problema. Allora, noi siamo radicalmente contrari a questo sistema di sviluppo, a questo modo di gestire le cose, eccetera, eccetera.
Poi però chi amministra ha il mandato a gestire questa situazione. E accanto a, vedete, un Vendola che mi parte con tutte le buone intenzioni e poi diventa colui che deve barcamenarsi e mettersi a disposizione del signor Riva, intercettazione telefonica, perché lui intende in quel modo interpretare il suo ruolo istituzionale di colui che deve gestire quel casino lì, e secondo lui decide che i posti di lavoro e questa situazione eccetera eccetera, le leggi e quant'altro direbbero però la realtà, la Costituzione dice così, la Costituzione e le leggi dicono tutti un'altra i cittadini cosa. hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica, di osservare le istituzioni e le leggi. Allora, I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore. La legge c'è e tu la devi le adempiere. leggi le abbiamo tutte le leggi, dicono tante cose, il contrario, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo guardare, essere un po' pragmatici, guardare la realtà e chiedersi come si può cambiare questa situazione. Chi arriva ad amministrare deve poter avere sentore che la gente vuole il cambiamento. Le leggi. Se non rispettiamo le leggi non andiamo a casa. Dei vincoli. Le leggi ci sono, le leggi dicono tante cose. Allora noi dovremmo, secondo me, metterci determinati e cambiare le cose dal basso, a far capire sostanzialmente ai nostri amministratori che la maggioranza della popolazione vuole il cambiamento, non la minoranza, la maggioranza della popolazione vuole il cambiamento. Per cui quando all'inizio lui poneva il discorso dell'informazione, della formazione dei cittadini, eccetera, forse è quello l'elemento chiave, l'elemento cardine, forse è solo quello. Greenpeace insegna che nel momento in cui tu, ma anche Report, eccetera, focalizzi l'attenzione su in determinato modo, su un determinato argomento, magicamente il consenso si sposta da una parte o dall'altra. Forse dovremmo imparare da chi appunto riesce a rompere la barriera di disinformazione e riesce a spostare il consenso da una parte o dall'altra, perché lì è la chiave. Il sindaco per esperienza anche personale, il sindaco, il politico, eccetera, ti viene dietro, cambia posizione nel momento in cui ha percezione che la maggioranza e l'opinione pubblica si potrebbe spostare da una parte o dall'altra in funzione di quello che si sta verificando. Noi dobbiamo diventare bravi, a mio avviso, su questo. Le lobby? Le lobby, ma le lobby si organizzano. Lei diceva una cosa giusta, vorrei sapere questo, vorrei sapere quest'altro, se ci sono i controlli, chi fa i controlli. Una cosa che noi su cui dovremmo organizzarci è altre volte nei comitati, nei congressi, nei convegni era uscita questa cosa. Serve della formazione, serve della specializzazione. Serve che i comitati facciano formazione tra di loro, perché le cose che ti sei chiesta tu, se le sta chiedendo all'interno dei comitati, tantissima altra gente che non è tecnica, non ha le cognizioni, parte tabula rasa o foglio bianco e pensa che il mondo sia, come dire, anarchia. Sia l'anarchia, sia tutto malaffare, sia tutto sregolato, eccetera, eccetera. Noi, se siamo una rete di comitati, dovremmo mettere 5 euro a testa e fare dei corsi di formazione per capire intanto com'è il corpus normativo, come viene applicato, chi è competente di cosa, per esempio, poi nell'istanza il livello informativo che tu hai dichiarato sostanzialmente, sì. E poi capire in realtà come il politico che da 50 anni gestisce l'esistente, come gli pare e piace, perché gli sembra che quello gli venga chiesto, in realtà applica quelle norme. Cioè, come andrebbe fatto, come è fatta la macchina, come invece dovrebbe funzionare. Ecco, allora, discorso, no, un minuto massimo. Vabbè, discorso appunto politico, cioè capire che la psicologia del politico veneto, l'amministratore veneto, è sicuramente questa di lasciar fare. Il DNA c'è scritto, mi hanno messo là, come diceva l'assessore Conte all'ambiente anche pochi mesi fa, mi hanno messo qua per lasciar fare, cioè io sono assessore all'ambiente perché i veneti mi chiedono di non rompere le balle, la regione, l'amministratore deve lasciar stare, lasciare inquinare significa, o comunque significa lasciar lavorare, ok? Basta non esagerare.
Questa è la mentalità. Io sono messo qua per il laissez-faire all'italiana, alla venta, eccetera, fa su, basta che te fai, eccetera. Per cui noi dobbiamo entrare, mettersi nei panni dell'amministratore, metterlo in condizioni, metterlo a disagio e fargli credere o capire che comunque c'è un movimento, un'opinione pubblica che in realtà vuole il cambiamento. Dopodiché dobbiamo attuarlo. Un'altra cosa, secondo me, dobbiamo attuarlo dal basso. Quanti di noi si stanno facendo ancora la casa di cemento, mattone, cemento e quant'altro? Quanti di noi stanno comprando il cemento che viene fuori dai nostri cementifici? Non va comprata quella merda lì, non va comprata per nessun motivo nel privato, almeno, anche se per la maggior parte non è pubblico. E terzo, proposta, metterei in comune alcune energie per fare per esempio della formazione o per avere un'organizzazione della comunicazione specializzata e in grado di creare e mettere in campo delle campagne potenti e mirate, almeno a livello veneto. Sì, grazie. Sono tutte cose molto belle e buone. Noi ad Abano viviamo purtroppo una realtà con questa nostra amministrazione che, nonostante la maggioranza voglia il cambiamento, nonostante abbia proposto delle situazioni reali di cambiamento, l'amministrazione è sorda, completamente sorda. Anzi, abbiamo agito in tutti i modi, cercando il colloquio, cercando anche dei confronti con l'amministrazione, una partecipazione, abbiamo fatto esposti, abbiamo agito anche per via legali. Ci troviamo sempre di fronte a dei grandi muri, dei grandi ostacoli per arrivare a un risultato minimo. Noi ad Abano, io faccio parte dell'associazione Salviamo gli alberi di Abano, l'inquinamento dell'aria si combatte anche frenando questi abbattimenti indiscriminati di piante. Ad Abano era in progetto di abbatterne 400-500, siamo arrivati a 200. Abbiamo adesso con la sovrintendenza bloccato l'abbattimento di un intero viale e una parte di un'altra via vicino ad una villa storica di Abano, però sì, non sappiamo come andrà a finire, nel senso che il sindaco è molto determinato ad abbatterle e se non riesce a battere quelle piante farà battere piante di altre vie non inserite nel progetto, perché ormai quel numero di piante dovevano essere abbattute, 70 piante sono salvate, le deve recuperare in un'altra parte di Abano, non c'è niente da fare. Questo è il discorso. Ditte a cui è stato assegnato il lavoro sono andati in appalto, in subappalto, nel subappalto del subappalto, ditemi voi. Ora, tutto bello quello che si è detto qua, noi sono dal 2011 che lottiamo, grazie a Marina Legis che appunto è un esperto che sa leggere tra le righe di questi atti, insomma, amministrativi, però ieri, perché se volete le risposte la gente dice molliamo perché no, è una lotta impari. Allora se molliamo, cosa facciamo? Abano sarà il deserto totale. Respireremo quello, perché noi ad Abano abbiamo livelli di inquinamento della ex Mandria e dell'Arcella. Quindi cosa respiriamo? A me è stato riscontrato piombo nel mio organismo e vivo in una zona dove c'è un viale bellissimo di tigli. Posso vedere? Rilevamento ARPA 2011 ultimo, hanno messo le centraline nelle zone pedonali accanto ad un bosco, rilevamento di quello che ho detto, inquinamento a livelli di Mandria e Arcella di Padova. Ti dico altro. Cosa dobbiamo fare? Allora,
E siccome abbiamo ancora un'oretta, io volevo fare delle proposte in modo che, siccome dopo devi fare sintesi e devo fare un documento, sono 8 minuti, magari andare un po' più sul pratico, io faccio delle proposte veloci sui sì, sui no, dopo vediamo quelle che possono andare, ne aggiungiamo. Allora, io l'avevo ricordato anche prima, stop a nuove autorizzazioni di nuove fonti di emissione. Impianti naturalmente impianti che prevedono combustioni di residui, io dicevo i rifiuti, biomasse, cioè di nuovi. Siamo in una situazione in cui dovremmo dire stop fino a che non c'è il piano di risanamento dell'aria, una moratoria. Poi stop alle combustioni incontrollate di residui vegetali in agricoltura. Abbiamo sentito che c'è stato questo decreto governativo che concede bruciare appunto questi residui vegetali, che poi è una cosa che fa comodo soprattutto a chi ha i vigneti, perché hanno il problema delle potature. Quelle potature sono potature che sono carichissime di sostanze chimiche, se bruciate creano problemi. Poi stop alla combustione di rifiuti. L'Europa ha detto che entro il 2020 dobbiamo arrivare a stop degli inceneritori, perché i rifiuti vanno recuperati, vanno riciclati, è materia prima, non deve essere buttata né in discarica né bruciata. Poi no alla politica che vi dicevo prima, ci sono addirittura degli incentivi di incentivo alle caldaie a biomasse. Abbiamo sentito anche Tamino cosa ha detto. Noi stiamo dando dei soldi nostri, soldi pubblici a gente per comprarsi la caldaia a biomasse. Poi no alle grandi centrali di produzione di energia, quindi si diceva Porto Tolle che non è detto che sia morta e sepolta. Ecco, sul discorso del lobby si parlava prima. Io, siccome ho fatto delle interrogazioni contro Porto Tolle, io ho avuto l'Enel che è venuta 2 volte a trovarmi e a dirmi che era carbone pulito, cioè fare pressione, ma veramente fare pressione, per dire. Quindi sono sempre pronti con i loro rappresentanti a qualsiasi livello istituzionale. Poi, a parte le centrali, soprattutto biomasse, no? Penso che siano l'intervento principale, sì, no? Sì. Perché caldaia sono stati dati questo mese qua, che scade a fine, mi pare che scade a fine anno, c'è l'incentivo per chi cambia le caldaie per prendere quella biomassa data dalla regione Veneto. Ma dovevo darlo per chi metteva la caldaietta a metano piuttosto? Sì, no, ma lo sappiamo. Sì, sono 3 i lotta alle combustioni illegali, anche qui qua non si tratta più di pubblico, di sistema, di leggi sbagliate, ma si tratta proprio di comportamenti illeciti da parte dei singoli, e purtroppo sono tanti, sapete, perché pensano di risparmiare, per risparmiare qualche euro l'anno di differenziata, fanno il fuocherello dietro casa, sul caminetto, sulla cucina a legna e bruciano di tutto. Un grosso problema questo qua. Poi invece le cose da fare, incentiva la rottamazione dei veicoli inquinanti, soprattutto quelli a gasolio, che sono molto inquinanti, o quelli vecchi, da sostituire con veicoli ibridi tipo metano o elettrico. Questo lo sta facendo la regione. Sì. 2 milioni, 2 milioni di euro su quasi 5 milioni di abitanti sono 40 centesimi per ogni persona, cioè avete capito? 2000 automobili a 1000 euro. Poi incentivi alla sostituzione delle caldaie inquinanti con sistemi di riscaldamento a basso impatto ambientale, quindi metano eccetera, sostituzione del parco di mezzi di trasporti pubblici attualmente funzionanti a gasolio, ce ne sono tantissimi, con quelli a metano elettrici, ristrutturazione energetica degli edifici esistenti e dotazione di impianti termici e energie rinnovabili, soprattutto il solare termico o le pompe di calore. E dopo incentivare la regione perché si accapari questi fondi europei e dia un aiuto alle università e alle aziende a portare a casa i soldi di Horizon 2020, che sono per l'innovazione tecnologica, un nuovo piano di risanamento dell'aria che sia capace di portarci a livelli di rispetto della norma, ma anche a rispettare i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un piano regionale, una norma regionale, qualche cosa per quanto riguarda la valutazione di impatto sanitario su tutti gli impatti e quantificazione economica dei danni sanitari. E dopo, naturalmente, era già stato detto, incremento del verde pubblico, tutela del verde esistente, perché anche quello aiuta. Vorrei prendiamo il giro però, un attimo, un secondo. No, dico solo 2 argomenti. Il PAES che si sta votando nei nostri paesi è il piano per le energie rinnovabili e bisogna controllare che non permettano mini inceneritori. Bisogna che ognuno chieda al proprio comune di vedere questo PAES, si chiama. Primo. Secondo,
vorrei portare dopo il discorso sulle bruciature all'aperto. Facciamo un altro è da giro. approfondire. Facciamo un altro giro. Dopo vorrei intervenire anch'io, ma però Sì, anche facciamo perché quello che tu hai detto adesso, no? È qualcosa che tu vorresti che dibattessimo, perché... No, sì, perché sono tante le cose. No, ma io magari qualcuna è anche sbagliata e non condivisa, capito? No, erano le più che importanti. io troverei che sia lui a fare Sì, la sintesi, primo. Secondo, vi invito a fare questa riflessione. Siamo, bene o male, dei partecipanti o rappresentanti di comitati. Io mi porrei nell'ottica dei comitati, con le caratteristiche dei comitati, e non di estendersi oltre. Per esempio, noto da ciò che diceva lei prima, ed è frutto anche di una riflessione che viene fuori spesso, il fatto che noi isolati o dentro comitati isolati siamo privi di protezione legale. Allora, secondo me, una cosa che collettivamente possiamo definire comune, necessaria e porla come questione a tutti gli altri dopo è la costituzione, la creazione di un sistema di difesa legale che vada a salvare, ad aiutare il singolo cittadino, per esempio, che ha dei problemi con una potente vigna lì a fianco. Da poco dal Coordinamento Nazionale Pesticidi No Grazie è girato una informazione relativa a un atto di un giudice di Pistoia che, miracolo, ha difeso, no? Ha giustificato e quindi ha dato, no, la responsabilità a una vigna vicino nei confronti di un privato che aveva fatto una denuncia. Secondo me è necessario questo, perché fa parte nell'attuale stato delle cose. Quando io prima vi dicevo storicizzare, significa anche far questo, cioè riconoscere che noi siamo dentro un sistema che non è da sempre, che non sarà per sempre, ma che ora richiede determinati livelli di intervento, sia per interpretare ma anche per agire. Quindi per me è importante questa questione della difesa legale, proprio che si cerchi, si formi, ci saranno delle vocali tra di noi, c'è l'ISDE che è fondamentale, ma è molto importante che ci sia anche una parte legale. Anche il gruppo di intervento giuridico agisce sul territorio. Cesso dicendo che se devo individuare un minimo comune denominatore che mette insieme noi qui e poi il resto che troveremo dopo, mi viene a pensarlo sia dal punto di vista simbolico, effettivo, e per la immediata ormai capacità di attraversare gli elementi, le società e anche i luoghi, è la questione dell'utilizzo di glifosati. Cioè io sono perché venga avviata una campagna nazionale contro l'utilizzo del glifosate. Le informazioni mediche possono proprio... il diserbante, vedete? È il diserbante che viene usato per disseccare lungo i corsi delle strade, sotto le piante. Sì. Quello che usano glifosate. Posso meravigliarmi come no del fatto che non lo sapete. No, sappiamo. No, ma ho detto sì, no, posso meravigliarmi, no, beh, non mi meraviglio e mi meraviglio nello stesso tempo. Perché? Perché è qualcosa che è spaventosamente ormai comunemente riconosciuto come pericoloso. Veramente lo vendono ancora come se vada naturalmente nella vita dopo un paio di giorni senza nessuna conseguenza. Stati che lo stanno vietando, altri che lo vendono. Ma ormai l'apparato scientifico che fornisce la medicina, l'ISDE, prendiamolo come nostro alleato, è ormai più che sufficiente. Certo. Quindi il più che sufficiente è più che sufficiente. Cioè, c'è chi ha bisogno di 99 perché dice devo arrivare a 100 per dire non ce la faccio più, ma basta anche il 10 quando un anno prima era il 5. Cioè, dobbiamo per questo reagire. Io propongo che sia questo sul glifosate. Se abbiamo bisogno di informazioni ce le giriamo, ci sono siti, ci sono articoli, questo significa passarsi informazione, però dobbiamo scegliere perché tutto non ha senso. Siamo comitati, dobbiamo trovare il punto dove convergere e iniziare.
non è una questione di turni, quest'anno questo, l'anno prossimo questo, non è una fiera dell'ambientalismo, è l'individuazione di punti di alta drammaticità sociale. I tumori ne stanno proprio, lo stanno evidenziando. Sì, ok. Se posso prendermi 2 minuti io, perché ho sentito delle cose, volevo intervenire anch'io. Sì, Walter Dalcini. Scusa che mi numeri Dalcini, io sono Paolo, rispetto a quest'ultima, il mio pericolo iniziale era che ci inerpicassimo su una china in cui c'erano un sacco di emergenze particolari, può essere glifosate, può essere qualsiasi altra cosa, no? Particolari che ci sviassero da affrontare globalmente la situazione come prevalentemente sarei portato a fare, cioè nel senso, come diceva invece lei, per esempio dei controlli, no? Allora io non sento tanto quella necessità del controllo, perché c'è bisogno. Il problema principale, io ritorno su quello, è l'informazione dei controlli che si fanno. Da un punto di vista di dati ambientali ce n'è alcuni in rete, altri che le aziende tengono per sé e non te le fanno sapere. Mi ha colpito particolarmente proprio l'altro giorno che guardavo in internet una lettera verbale di un tribunale di Milano che condannava l'ASL locale per non aver voluto rendere pubblica all'Associazione Genitori Antismog di Milano un esito di un'indagine epidemiologica pagata da noi, mica che paghiamo noi, no? Non volerla rendere pubblica al comitato che ne faceva formalmente richiesta. È stata condannata a pagamento di, ancora 7 anni fa questo, 1.500 euro di multa per certe cose, ma addirittura questo comitato ha dovuto fare causa per vincerla poi, per avere dei dati, è là che voglio arrivare, che la legge di adeguamento alla 155 Zanoni, da quella dell'Europa, la 155 ci obbliga, no, ad adeguarci all'informativa alla popolazione dei pericoli insiti sui dati dell'inquinamento ambientale, con una soglia d'allarme, oltre la quale, a parte i soggetti a rischio, che sarebbe più bassa, non la soglia, ma tutta la popolazione superata quella soglia deve essere allertata, cioè c'è una soglia d'allarme. In Francia mi risulta che siano 80 microgrammi, giusto? E se vi ricordate, in marzo di quest'anno abbiamo avuto una crisi a Parigi per cui c'era sta bella fotografia della Torre Eiffel che era evanescente in mezzo a quest'aria putrida che l'amministrazione della città di Parigi ha deciso di non far respirare i propri abitanti, vietando praticamente tutti i mezzi privati, fornendo gratuitamente l'accesso ai mezzi pubblici, metro e quant'altro, gratuitamente l'accesso ai bike sharing, tutto pur di limitare l'inquinamento. Mi guardavo in quei giorni i dati disponibili in rete di Parigi ed erano esattamente in linea con i dati nostri. Cioè qua a Padova, come annuale dove sto io, in quei giorni c'erano picchi di 150 microgrammi contro i 50 giornalieri che erano previsti secondo il limite massimo giornaliero. Va bene? Abbiamo avuto una qualche informazione di questo. Cioè siamo andati a vedere i telegiornali di Parigi. Sul sito di Padova.net c'era, adesso non so se c'è ancora, c'era il collegamento diretto con l'ARPAF che giorno per giorno. Sì, ma c'è. Ogni giorno vai su privato, vai sui dati dell'ARPAF e li trovi, ma il problema è che ci deve essere un'amministrazione che la legge prevede debba informare del superamento della soglia d'allarme perché la popolazione si metta al riparo e non vado a fare jogging con 155, come è successo, microgrammi metro cubo di PM10. Di questi poi magari 100 sono di PM2,5 perché la maggior parte dopo non si dice ma è 2,5 e magari la metà è 0,1, quella che ti entra negli alveoli polmonari proprio. Paolo, 2 anni fa, dopo l'Epifania a Treviso, in Piazza dei Signori, c'erano 570 ppm
Nessuno ha detto niente, sì, lo hanno detto i telegiornali, ma nessuno ha detto attenzione non andate fuori con i bambini, con gli anziani. Questo è il problema degli italiani. Addirittura adeguano anche i parametri mi hanno detto persone che lavorano dentro nei comuni, nei vari uffici poi che hanno a che fare con l'ambiente, li alzano, li abbassano a loro favore, cioè se vedono che i PM hanno superato, gli dicono va bene, la soglia di allerta non è più 0, è 1, 2, 3, quindi noi siamo sullo 0,5, dormiamo quindi tutti quello, tranquilli. chiudo, quello che a me personalmente come cittadino interessa che chi è deputato alla difesa della mia salute e quella dei miei figli faccia il suo lavoro, va bene? E il suo lavoro significa rendere edotta la popolazione di quello che è lo stato di fatto. Non viene fatto, anzi si è spesso corresponsabili di una gestione del territorio, di un inquinamento proprio come prima parte in causa, perché si permettono certe licenze, come abbiamo detto, e questo. Chi deve dare queste informazioni? Allora il comune nel suo sito? Il comune, la provincia, la regione sono gli organi a cui è demandata, specialmente la provincia e la regione, a cui è demandato di rendere pubblici questi dati e se c'è il pericolo di renderlo no. In che modo? Perché per esempio che vadano con una macchina con le sirene spiegate in giro per il paese a dire guardate non andate fuori perché ci sono un livello di inquinamento pericolosissimo. Esatto, va bene. Adesso faccio per esagerare, ma così come a Parigi c'era il tamburino. Cioè, si è mai pensato qua di rendere gratuiti la rete dei mezzi pubblici perché si supera di 2-3 volte i limiti massimi? No, ma io non ho mai sentito, mai sentito. Cioè, francamente. Scusami, non voglio levare la parola, dopo riprendete voi, ma mi premeva che anche la formazione, a me piace di essere formato, di sapere certe cose, però quello che sento di più è che c'è una grandissima intelligenza, di competenze a tutti i livelli, sanitari, tecnico-scientifici, dell'ARPA, dei tecnici dell'ARPA, eccetera, montagne di studi epidemiologici. Abbiamo fatto un convegno annuale con questo Lorenzo Simonato, che è un ottimo epidemiologo, e quello che loro studiano, quello che loro fanno, deve essere reso noto. Invece dei loro studi, gli studi epidemiologici spesso sono messi in un cassetto perché le amministrazioni che magari li hanno commissionati non hanno il coraggio di tirarli fuori. Sono scomodi. Per esempio, lo studio epidemiologico che ha fatto Simonato sull'EPR2 è in Inter, EPR2, che è uno studio epidemiologico dell'area che grazie proprio all'intervento del dottor Simonato insieme. Ma te lo vai a cercare privatamente come i dati dell'ARPAV, no? Te li vai a cercare tu, è demandato sempre al singolo. Quello che io voglio dire piani emergenza è quello che dici tu, ci sono dei piani emergenza. Infatti al primo posto delle emergenze, sto arrivando troppo tempo, ma al primo posto di quei punti là, francamente, se devo rispecchiare, credo anche quello che ci metterei il piano di rientro, di risanamento dell'aria, prima anche del divieto, capito? Perché voglio che vadano a individuare, come prescritto d'altra parte da quella legge di adeguamento all'Europa, che vadano a individuare le sorgenti emissive principali di una data area. Non lo fanno, perché le sorgenti principali di quella data area magari sono quelli che pagano la Proloco, che pagano l'azienda, che pagano tutto, che ti danno anche le pene, in amministrazione. Scusate. Non è vero che non lo fanno, ogni provincia col piano territoriale, il piano sanitario territoriale ha la mappatura dei punti di emissione. Il nostro cementificio nella provincia di Treviso è il principale punto emissivo della provincia di Treviso, per dire. Quindi c'è una mappatura teorica e anche verificata, si sanno queste cose, si sa tutto. Ma nel momento in cui si superano i limiti, sì, c'è, va bene, ma vanno a dirgli la formazione serve a sapere diminuisce la produzione. Lo stato della gestione attuale e chi fa cosa in questo senso. Ma io esatto, è vero, perché è importante. Anche secondo me l'aspetto più importante è proprio che le istituzioni facciano a monte il loro dovere, ma se non lo fanno, appunto è questo, e noi come spingiamo? Probabilmente l'unica è fare anche rete,
una delle possibili soluzioni è fare rete, nei grandi numeri forse riesce a fare una pressione che pesa in maniera diversa. Siamo qua per questo. Sì, no, il nome che non mi... Sì, sono Romeo Cogno, da Camigiano. Ecco, su tutti questi temi mi sono soffermato, però siccome è sempre stato uno pratico, sono entrato a sostenere il biologico, a fare feste per sostenere attività di divulgazione sui temi dell'ambiente, della piantumazione, fare orti, e che stiamo crescendo per quanto riguarda la possibilità di essere uno stimolo all'interno del paese. Ecco, credo che quello che veniva fuori, almeno per quanto riguarda l'esigenza del nostro gruppo, è quello che se abbiamo trovato con questo qua, con questa Cereal Dox che produce biodiesel e che continua a svilupparsi, e siamo restati tutti lì e non abbiamo trovato riferimenti, non abbiamo, adesso, non abbiamo mosso un dio, non abbiamo preoccupato. Ecco, quello che probabilmente ne sono i comitati che sono sta dentro, c'è probabilmente proprio la necessità di fare anche delle cose. Ecco, la formazione è sempre importante, credo, perché è il modo con cui cresciamo individualmente, personalmente e come gruppi. Ma credo che voi anche a questo punto qua, cioè il livello in cui siamo arrivati, fare qualcosa che sia una richiesta di proprio di sollecitare la popolazione a uscire, cioè a restare in casa o a uscire, cioè chiedere che sia quella provocazione del rischio. Come, ecco, questo credo che proprio quello di trovare il modo per, a parte che noi altri 7 anni che avete che mettete sui centralini che ancora a metterli su, e per cui non sappiamo neanche se siamo a rischio oppure no. L'impressione è questa, perciò se adesso stiamo insistendo per avere i centralini è prima cosa, anche se era a monitorare una volta e venuto fuori che anche in mezzo alla campagna che avevamo la stessa aria di Vicenza, insomma una roba indegna. Però l'altra è quello di avere intanto le centraline, e quando che credo mettere e fare in modo che se provoca la gente ad assumere degli atteggiamenti, dei comportamenti, o uscire perché ma anche oltre che coinvolgerla, dargli delle provocazioni. Te dicevi, se andà su il rischio, restate in casa. Adesso non seria mia sbagliare il megafono per dire i bigi, cosa fai? Che dai un megafono per dire no, se una roba, oppure no, i comitati lo fa, se siamo in grado di avere, ecco, una provocazione. Credo che sia una cosa, perché ti eletti la gente, la maggioranza o minoranza, ma la maggioranza abbiano che sia d'accordo di tagliare gli alberi, perché sennò che il sindaco che sarebbe mia per dirne una. Sì, ma fatto venire in mente capito? a Venezia, no, come provocazione per caso qualcuno okay. passava per Venezia negli anni 70, no? Le sirene, diverso Folosa, suonava sirene. E sotto la torre dell'orologio dei Mori, in piazza San Marco, c'era la quotidiana rivelazione di quanto era l'SO2 e varie sostanze inquinanti, sotto la torre dell'orologio. Adesso mi veniva in mente proprio sentendo perché sennò non si muove nessuno, i comitati si muovono nel momento in cui ma la maggioranza, te il consiglio comunale, pensare a qualcosa che sia di mobilitazione o di provocazione. È precisa di fare noi le sirene. Anche noi altri potessimo pensare, se siamo in grado di avere i rilevatori. Se noi abbiamo un osservatorio, qualcuno che rileva, perché le autorità lo dicono, superamento dei livelli di ozono primi 10 in Veneto in questi giorni di luglio, eccetera, e la rete parte con un appello grande così, diramato via Facebook, mail, eccetera, eccetera, fa notizia perché i giornalisti sono là, eccetera, e potrebbe essere noi a lanciare, a fare il tamburino una volta. Sì, probabilmente bisogna che torniamo a trovare i rapporti con la gente in maniera proprio diretta. Perché... Scusatemi se mi permetto, okay, ma però qua è una cosa diversa da quello che dicevo io. Io dicevo i responsabili dell'autorità sanitaria devono farlo e noi dobbiamo spingere loro, non dobbiamo sostituirci all'autorità sanitaria. Cioè, noi dobbiamo fare talmente tante cose. Lui ha detto quell'altro, lui ha fatto un'altra proposta, tu hai detto responsabile, ma lui ha detto anche un'altra cosa, cioè
ci sono anche le proposte che vengono dagli altri, no? Sì, d'accordo, però... È molto operativa e molto intelligente come proposta. Mettiamo i voti e decidiamo sì, se... vanno bene entrambe, voglio dire, obblighiamo i responsabili, ma non partono con la macchinetta che inquina a fare col megafono. Noi possiamo fare gran cassa e fare una diramazione di un allarme, se ci coordiniamo e facciamo rete. Sembra sostituiamo. Potrebbe essere. Siamo entrambe le cose, mica... Continuiamo. Vorrei fare un'altra proposta, forse io perché sono stata insegnante, quindi riterrei molto valida la cosa di iniziare a sensibilizzare la popolazione dai primi gradi di istruzione, proprio nelle scuole, iniziare là, perché poi diventerà poi il cittadino del futuro, l'adulto del futuro, il quale poi sarà sensibile spontaneamente a questa cosa, perché inquinare vuol dire anche entrare in un negozio, lasciare il motore acceso per mezz'ora sotto le finestre di una casa, e tutto questo è inquinare. Allora i bambini che vanno a scuola devono dire poi ai genitori: ma la maestra, l'insegnante, il professore mi ha detto che non si deve fare questo, e dai una volta, e dai due, e dai tre. Questi sono gli adulti di un domani che avranno. Ma certo che noi dobbiamo puntare su questo, perché in Germania è automatico che non facciano certe cose? Perché inizia dall'asilo, dai primi anni di vita. È normale. Perché non tirano, non abbattono delle piante meravigliose, altissime, con i rami che entrano nelle finestre? E non si pongono neanche la questione: ma questa pianta, se viene un fiato vento, casca. No! Una pianta dà ossigeno e ha diritto di vivere finché non arriva la morte. Per loro è automatico pensare questo. Perché? Perché nascono con questi principi, con questa formazione, educazione. Questo è essenziale, perché noi potremo fare quello che vogliamo, ma se dobbiamo sbattere la testa ogni volta contro dei muri, ci facciamo solo male. Io lo dico sempre. I bambini sono tanto e a casa agiscono tanto. Ve lo dico perché lo so, perché ho avuto molte volte prova di questo. E dobbiamo puntare su questa formazione a scuola. No, volevo tentare anch'io di riportare un po' al filo originario. Dite sempre il nome. Francesco Miasti. Francesco, sì. Riportare appunto sotto il cappello aria tutta la discussione che stiamo facendo, anche cercando poi di fornire delle proposte per tutti. Mi sembra che le problematiche principali, insomma, con cui abbiamo a che fare quando parliamo di questo, siano l'inquinamento ambientale prodotto dai PM10, PM225, dalle polveri, diciamo, no? Metalli pesanti, IPA e quant'altro, perché benzopirene che sono nanopolveri, di cui appunto Montanari ci ha fatto una buona campagna di informazione, insomma. Allora, su questo ci sono due fattori che determinano principalmente questa questione qua. Una è la produzione industriale, la seconda è il traffico veicolare, e abbiamo una parte rilevante che è appunto la cosa domestica. Torniamo su queste tre. Cioè siamo noi. Allora, su questi tre aspetti qua bisognerebbe cercare di riattivare anche un'attenzione, perché chiaramente ci stiamo abituando, queste cose che riportiamo, dei superamenti, alla fine esce qualche articolo. Fortunatamente Legambiente a volte, insomma, no, risolleva la questione, però a livello generale non se ne parla più, e questa cosa, insomma, no, continua ad essere una delle situazioni più pesanti che riscontriamo, perché ovviamente il livello di fondo ormai della pianura padana è un livello che basta un tanto così appunto di localizzazione che ti aumenta, e la situazione diventa
ingestibile. È già ingestibile. È una cosa che appunto, ti dico, noi abbiamo seguito bene perché abbiamo queste 3 fonti, abbiamo avuto fino a qualche anno fa, adesso di 3 cementifici uno solo in funzione. I quantitativi di PM10 ad esempio immessi da questi impianti erano pari al traffico veicolare di tutta la città di Padova. Allora quando tu fai il blocco o fai le targhe alterne di una città, basterebbe programmare la chiusura di questi impianti nel periodo invernale e otterresti non lo stesso risultato, il doppio del risultato. Ovviamente è una cosa che andrebbe, come dire, incentivata dal punto di vista economico, eccetera. Abbiamo fatto una proposta di legge, no, anche sulla riconversione ecologica di questi impianti, eccetera, in cui c'era anche questa filosofia che potrebbe in qualche modo anche essere ripresa, perché una proposta sulla riconversione ecologica di questi impianti inquinanti c'è, dovrebbe essere sul tavolo della regione perché è stata sottoscritta da 10 comuni del nostro territorio, è stata sottoscritta da migliaia di cittadini, ovviamente è ferma, quindi se vogliamo anche una proposta che va in questa direzione, la riconversione ecologica delle attività inquinanti, perché sono quelle che poi producono, vi ho dato dei numeri e capite la proporzione, impianti come questi equivalgono all'effetto, diciamo, inquinante di tutta il traffico veicolare di una grossa città. Ma soprattutto dobbiamo mettere in rilievo che quando aumenta di 10 mg normale metro cubo il PM10, ormai ci sono i dati dell'OMS che ti dicono tot morti. Cioè, allora il problema è di evitare di passare per quelli che fanno terrorismo ambientale, però al tempo stesso di essere quelli che in ogni situazione evidenziano, ecco, questa situazione qua provocherà questo numero di morti. Cioè noi dobbiamo usare anche questo dato reale, vero, per evidenziare gli effetti che hanno queste cose, perché sennò sembrano numeri che ci diciamo tra di noi o ci dicono gli ambientalisti. Dobbiamo dire cosa produce quell'aumento lì. E va benissimo ovviamente l'esempio provocatorio, però voglio dire, adesso io sono a Mestre, le sirene ci sono ancora, quando c'è qualche situazione non solo di esercitazione le senti, ma anche quando ci sono stati incidenti eccetera, le sirene entrano in funzione. Sollevare la problematica che venga posto lo stato di preallarme in tutta la popolazione quando si supera la soglia è una richiesta che possiamo fare, che possiamo avanzare. Che poi i comitati la facciano propria e si attivino in qualche altro modo mi sembra un elemento rafforzativo, ma è una cosa forte cominciare a far ragionare tutti che sul PM10, su questo inquinamento delle polveri sottili, di metalli pesanti eccetera, si sta giocando il futuro della popolazione di tutto questo territorio. È la pianura padana nel suo insieme, però dopo, come sapete, ci sono situazioni e situazioni. Mi ricordo sempre il direttore dell'ARPA perché quando ci è venuto a parlare ha detto ma l'inquinamento ambientale è democratico perché poi si disperde. Sì, però è una democrazia a fasi alterne, perché quando c'è l'inversione termica o la bassa pressione, mi dispiace, ma sti 6 camini, perché di questo si trattava, che spingono qui, purtroppo diventano una camera a gas per chi abita qua sotto, insomma, quindi è un qualcosa che va ripresa. Credo, insomma, che l'altro aspetto su cui dobbiamo puntare, perché stiamo parlando appunto di impatti pesanti, inceneritori, perché insomma sto inceneritore va posto il problema, perché adesso sta funzionando alla grande, con il decreto di cui ho parlato prima, Blocca Italia, diventa strategico e invece di andare verso la chiusura delle linee si va verso questa cosa qua. Deve venire fuori anche da questo aspetto qua, perché chi vive in questo territorio, dico Padova, ma poi sapete che il PM10, 2,5, 0,1 eccetera viaggia per chilometri, quindi non è un problema dei cittadini di San Lazzaro, ma è un problema di tutti. Allora se noi siamo qui nella questione aria, voglio dire, deve emergere con forza e con decisione una critica precisa
a quel decreto legge e la spinta alle amministrazioni che si vada immediatamente verso la chiusura delle prime 2 linee e progressivamente alla terza che si è costruita. Quindi l'altro aspetto che tocca parti rilevanti del territorio, vede roba come Fumane, come Monselice, come Este, come Fanna e quant'altro, l'uso dei rifiuti nei cementifici. I cementifici sono stati visti come sostitutivi agli inceneritori, questo è il dato, e nel ciclo di smaltimento dei rifiuti, badate bene, questa cosa qua è molto importante perché quando cacciano il rifiuto sotto la strada siamo tutti pronti, sottofondo, siamo tutti pronti a dire che scandalo, che schifo, che merda. Ok, no, ma però quando invece legalmente viene messo nell'impasto con cui si fa il cemento, arriviamo al paradosso di un cementificio come il nostro, dove su 650.000 tonnellate anno di produzione di cemento ci sono 220.000 tonnellate di ceneri e di gessi chimici da desolforazione, cemento che va poi a costruire tutte le abitazioni che sono in giro. Quindi una voce forte anche sull'uso dei rifiuti in questi impianti, che non deve essere autorizzato né nella combustione, perché col CSS si va in combustione, ma nemmeno nella produzione. E noi l'abbiamo rilevato perché l'indagine che è stata fatta quando ARPA ogni tanto fa delle indagini usciva ovviamente con l'uso del rifiuto nel processo produttivo, badate, non nella combustione, acrilonitrile, cloruro di vinile, benzene in quantità doppia, tripla ai limiti consentiti dalla legge. Se tu produci cemento con marna e con l'argilla, con prodotti naturali, queste cose non succedono. Se tu usi il rifiuto nell'impasto o nella combustione, queste sono le emissioni. Allora, la qualità dell'aria si salvaguarda anche impedendo a questi impianti di utilizzare i rifiuti sotto qualsiasi forma. Io credo che su queste macro questioni dobbiamo concentrarci, dopodiché giustamente ci sta il traffico veicolare, giustamente ci sta la questione dei pesticidi, degli erbicidi e di quant'altro, insomma, che vengono dispersi nell'ambiente, però focalizzarsi anche su alcune di queste questo dato delle 220.000 tonnellate l'hai trovato? No, è autorizzato dall'ultimo provvedimento della provincia, 225.000 tonnellate anno di ceneri provenienti dalle centrali a biomasse, centrali anche a carbone, centrali termiche, che vengono mescolati al cemento, no? E sono 180.000 di ceneri, 45.000 di invece di gessi chimici più che 40.000 hai detto? 45.000, sono 225.000 tonnellate, 45.000 di gessi chimici, che sono processi di desolforazione fumi, cioè negli impianti industriali questi gessi vengono usati per filtrare i fumi. Questi gessi, che sono quelli famosi, vi ricordate, che venivano anche buttati nell'Adriatico, gessi chimici da processi di desolforazione fumi, e vengono mescolati come sostitutivo alla marna, che è la materia base per fare il clinker che poi produce il cemento. Il cemento si fa mescolati con, tanto la quantità è di 225 su 600, su una produzione annua di 600-700.000 tonnellate di cemento. Voglio dire, sto dato chi l'ha tirato fuori? È un dato nostro, è ricavato dalla richiesta fatta dalla cementeria Zillo. Cementi Zillo, sono dati pubblici, è dentro anche la richiesta fatta per avere l'integrazione, la protezione integrata ambientale. Nella richiesta a Pedroca si bruciano sono autorizzate 60.000 tonnellate di pneumatici bruciati nel forno, è pari a circa un terzo dei pneumatici smaltiti in Italia, che però servono per dare capacità termica al forno. Ecco,
Adesso c'è capacità termica, però quello che la gente non sa, a volte neanche noi limitato, non focalizza, è che i pneumatici sono bruciati assieme all'impasto, non escono, non serve per scaldare a fornea come dalle nostre parti, ma sono nell'impasto. Quindi le ceneri combuste del pneumatico sono il cemento. Allora c'è petcock e pneumatici sono bruciati assieme e entrano a far parte del cemento. E poi c'è una serie, per roba sono 7 tipi di rifiuti industriali, ce ne sono altri oltre a quelli che ci vedi tu, che vengono dopo miscelati a freddo. Per cui il cemento che comprate è un materiale altamente tossico, nocivo, non deve essere utilizzato per costruire i nostri luoghi di vita e di lavoro. Altra cosa, il cemento è un materiale effimero, dura poco, è emblema della nostra società. È duro subito, è resistente, ma dura non più di 100 anni, che nella finestra della nostra civiltà è niente. Dopodiché quel materiale là si sgretola e torna nell'ambiente, quindi dire che entra a far parte della matrice tutta questa bella roba qua significa niente. Tra 100 anni, vabbè, noi non ci saremo più, ma tutta questa bella roba qua sarà dispersa e tornerà nell'ecosistema, completamente dispersa, a quel punto là senza più nessuna possibilità di controllo. Tant'è che il cemento, qualsiasi demolizione di un edificio, attualmente non in bioedilizia rigoroso, deve andare in discarica perché è materiale, è rifiuto speciale. Non sono più inerti ma rifiuti speciali. Però i viadotti, le case fatte col cemento come questa qua e tante altre, in particolare tutto quel cemento, non tutto andrà in discarica e non tutto potrà andare in discarica. Noi stiamo già ipotecando il futuro. Almeno che si sappia tra di noi le cose che non vanno fatte, non vanno acquistate auto diesel, specialmente quelle nuove con i FAP, non bisogna comprare il cemento e vivere in case fatte di cemento, eccetera eccetera, perché una buona parte di quell'inquinamento di cui stiamo parlando lo produciamo noi con le nostre scelte, con i pellets, con scelte di investimento che non sono per isolare bene un'abitazione magari, ma sono per comprare 2 o 3 stufette in più. E poi tutte queste cose qua messe assieme, le autorità cosa ci devono dire? Dovrebbero dirsi, mandare i vigili, i poliziotti a farci spegnere le stufe che abbiamo a casa se c'è l'emergenza ambientale. È questo che vogliamo? E i cogeneratori soprattutto. Ma pensiamo al 30% di inquinamento che usiamo noi, perché il metano è la fonte di energia fossile più utilizzata adesso e quella più pulita. Continui ancora ma con finirà, noi dobbiamo metterci in testa, come diceva Tamino, dobbiamo cambiare il sistema, ma se non cominciamo noi, vorrei sapere quanti qua hanno macchina a metano GPL o elettriche. Momento. Per dire che continuiamo il giro. No, era solo in tema. È perché era solo in tema. Già 3 anni fa una farmacista della provincia o di Treviso, no, non mi ricordo, insomma, una farmacista ha vinto una causa legale perché la sua casa era fatta con questi cementi e lei aveva tutta una serie di malattie a causa di questi cementi. Fatta col cemento tossico. E è stato riconosciuto l'errore nella costruzione della casa con l'uso di questi cementi. In quel caso è stato analizzato perché era... Sì. In realtà è nato un contenzioso con l'impresario. L'impresario si è visto contestare la casa praticamente perché aveva dato segni di crepe, hanno fatto fare delle perizie e dalle perizie risultava che la casa era piena di metalli pesanti. Il cemento era pieno di metalli pesanti. Se c'era il dottore dell'ISDE ci ricordava che c'è un'incidenza di malattie respiratorie ma anche di allergie, soprattutto nei bambini, che non c'era mai stata prima perché è dovuta appunto anche a questo inquinamento diffuso anche da parte dei materiali dell'edilizia che sono fatti con questi sistemi. Tra l'altro mi sento di aggiungere che ancora un minuto per discutere i controlli. Sì, io vorrei facciamo soltanto far vedere l'orologio. Che ora è? Ecco, Don Albino è entrato, ti dico una cosa che forse stavi parlando, è entrato e ha chiesto se abbiamo finito il giro, questo perché? Perché noi adesso ci dovremmo mettere a tavolino e scrivere le idee e comporre un documento che ti servirà a fare un intervento di 8 minuti, quindi dobbiamo metterci al lavoro.
Qui ha parlato dicono, di ho una paura se no mozione. che disperdiamo su tante cose che Mi sono pare- vere tutte. Mi pare di capire che lui abbia parlato di una mozione contro il decreto Sblocca Italia per quanto riguarda gli inceneritori. Chiudere gli inceneritori e non fa, come diceva lui, non farne di nuovi, questo è ovvio. E non usare i cementifici come inceneritori. Non di usare i riserva. cementifici come inceneritori. Questa è un'altra proposta, sì, è una proposta sì, diversa. è collegata. Non è la stessa certamente no, collegata. Sono queste le cose concrete no, che sono mettere state fuori. Inceneritori non ma portano cominciamo a inquinanti, scrivere qualcosa, a quindi bozzare. non chiudere Stiamo quelli cominciando. già fortemente inquinanti, non costruirne di nuovi e l'uso di rifiuti nei cementifici non Da escludere. Esattamente. Sì, sì. Inoltre, arrivare all'abolizione del glifosate. Vorrei dire due cose sulla scuola, cioè la scuola mi va bene, ma o c'è qualcuno che elabora dei piani didattici e li propone alle scuole, o è un discorso aleatorio. Non discutiamo perché se no non seguiamo d'accordo. Sono d'accordo sull'importanza fondamentale della scuola, ma non possiamo delegare alla scuola. Perché le scuole lo fanno con grande interesse se trovano delle proposte didattiche. Bisogna che ci sia qualcuno che elabora proposte didattiche, punto. Mi va benissimo. Poi, per quanto riguarda l'informazione, mi pare che sia... Sono stata anch'io insegnante e quando che io dite ai bocce bisogna spegnere le luci quando si esce in ricreazione, al Tosardo è andata a casa a dirgli a sua mamma, ma sai che l'insegnante tu non spegni mai le luci quando vai fuori da una stanza? È ovvio che la scuola è fondamentale, specialmente se batti, ma non puoi chiedere agli insegnanti quello che non hanno... Lontano da me Basta. di questo. Basta, chiuso. Lontano da me. L'ultima cosa, il blog, secondo me abbiamo avuto esperienza appunto con quel coordinamento di Verona che qui non è stato ufficialmente invitato, mi pare. Non contare come Il Comitato Nazionale Pesticidi No Grazie che si è formato a Verona l'anno scorso, che sta convogliando all'interno di un PAN Italia, non è stato invitato ufficialmente qua ed è strano. Non è stato invitato nessuno ufficialmente, è una cosa che è girata, non doveva arrivare un invito ufficiale. Sai? No, non credere che Don Albino e l'organizzazione abbia escluso qualcuno. Basta. No, Chiarito. Quel coordinamento ha istituito un blog e secondo me per l'informazione il blog è fondamentale, cioè un sistema di informazione a rete, come dicevamo prima, i comitati che diventano sentinelle e che diventano sirene. Per esempio a Malles hanno fatto un referendum per abolire nello statuto comunale per tutto il comune l'uso dei pesticidi e ci stanno lavorando. Viene l'altro processo di Pistoia è avanti e questo lo si sa attraverso il blog, cioè sistema di informazione. La rete di informazione secondo me qui è fondamentale e da questo convegno deve emergere una rete di informazione con questo sistema del blog. Secondo me è chiaro che ci vuole uno che sappia gestirlo e che faccia selezione, perché le informazioni sono migliaia, purtroppo tutto a livello di volontariato. Vorrei dire l'ultima cosa: noi come Comitato Ambiente e Salute del Vittoriese stiamo elaborando una letterina da mandare ai ministri contro la legge sulle bruciature all'aperto, però vorrei dire due parole. Un contadino che fa parte del nostro gruppo dice: quella legge non è per i contadini, perché un contadino non ha interesse a bruciare 3 metri cubi al giorno, perché diventa matto a bruciare 3 metri cubi al giorno. Questo è fatto per i piccoli, cioè per quelli che ha da curare al giardino e che ogni giorno gli vuole un giardino perfettamente lindo, quasi come un pavimento disinfettato, e gli deve bruciare perché gli ha le fissazioni. Allora, non è per l'agricoltura quello. Purtroppo i contadini
non possono bruciare ogni giorno, diventano matti loro se bruciano ogni giorno. Quella è una legge apparentemente fatta per l'agricoltura. Ti dice che è un esperto del settore, ti dice esattamente l'opposto? No, i piccoli che bruciano, non i grandi produttori agricoli. I piccoli bruciano, i privati bruciano, prevalentemente i privati bruciano. Comunque la raccolta differenziata ormai è diffusa del verde ma anche. non agricoltori. La raccolta del verde. Comunque io dico, stiamo preparando questa lettera, appena sarà definita possiamo mandarla in circolo. Chi la sottoscrive? Andiamo avanti. Noi non abbiamo per scendere. Sintetizza. Cosa? Tu devi fare l'intervento. Sì, dovrei farlo io, ma... No, scrivi che... Cioè, leggi un punto Quello e che poi... ha detto lei. Quello che ha Come, detto lei. scusa? Quello che ha detto lei Leggilo. adesso. Allora, mozione contro il decreto Sblocca Italia, non chiudere inceneritori esistenti e no a quelli nuovi. Poi Mozione, scusami, ma è generica perché nella Sblocca Italia ci sono le tre No, belle. quella che riguarda gli quella che inceneritori. riguarda Gli inceneritori. lui ha parlato. La legge Ignazzi. Clini sui cementifici. Sì, Però- sui riguarda i cementifici, uso inceneritori dei e rifiuti nei cementifici. cementifici. Poi per la scuola, lei diceva, il piano di presentare un piano ben strutturato e No, metti su, cioè, questo che sta metti su delle dicendo parole e poi vediamo se le condividiamo e oppure se l'uso le di correggere. informazioni attraverso la rete con un blog. Questi sono i 3 punti essenziali. Su quei No, ma punti però che lui lui ha... Abolizione del glifosate, una mozione per la Sì, vabbè, sappiamo del glifosate. Adesso... Ma allora, scusate, tutti questi qua che ne abbiamo discusso, l'uno per il suo caso particolare, no, come dice lui giustamente, sono questi i no e i suoi sì. Mettiamo una scaletta su quei punti che aveva enunciato anche Zanoni Uno alla prima. volta, scriviamo un punto alla volta. E vediamo quelli che sono prioritari per la maggioranza di noi. Cioè Scarabocchia un punto, ce lo leggi, se c'è Mettiamo qualcosa da A, correggere lo correggiamo e poi lo metti in priorità. Non lo so. Cosa dico per il no? Lo leggo i no prima. Allora, i no sono stop a nuove autorizzazioni di nuove fonti di inquinamento. E cosa vuol dire? Cioè, del tutto che inquina, che è totalmente generico. Impianti che se ti prevedono metti- combustione No, c'è di scritto, finisci di rifiuti, leggere. biomasse, 2 punti, inceneritori e Non cementifici. c'è scritto dopo, è che non ha finito di leggere. impianti che prevedono combustioni di residui, rifiuti, biomasse, inceneritori, tutte quelle cose là, va bene? I cementifici, Evidenzia. evidenzia. Stop alle combustioni incontrollate di residui vegetali in agricoltura. Senz'altro. Stop alla combustione di ogni tipo di rifiuto che deve invece essere recuperato e riciclato. Questo lo diranno anche gli altri rifiuti. Va bene, gli altri lo mettiamo anche. No alla politica regionale del Veneto di incentivo delle caldaie a biomasse. Sicuramente. Sicuramente sì. No alle grandi centrali di produzione di energia, Porto Tolle, eccetera. Soprattutto diceva tramite le biomasse. Sì, le centrali a Ma biomasse soprattutto. a energia, cioè, ma che... Le caldaie... Come funzionano queste robe? A parte le caldaie, le È centrali. punto precedente a questo. Va bene, veramente grandi centrali di produzione di energia a biomassa. Tolle, virgola biomasse, a biomasse. Gli altri stanno andando giù. Sì, vediamo. Allora, in sì, lotta alle combustioni illegali tramite piani di sorveglianza e controllo. Scusa, ripeti perché... Lotta alle combustioni illegali tramite piani di sorveglianza e controllo. E chi li fa? I comitati abbiamo detto. No, quella no, cioè, l'anno c'è scritto. Ma No, le proposte per la regione, perché la proposta per la regione... Questo è un qualcosa che sarà in divenire, non è già creato, è sì. una proposta per È una creare. proposta, dopo ci troveremo ancora per definire bene, perché è una cosa che va fatta alla regione. Ma se no- dimmi i dubbi che hai su questo punto, perché forse sappiamo... La completezza. Ma non è
possibile avere già Sì o no? Sì o no? Cioè, nel senso, no, Ho capito, ditemi solo sì o no. Finché non abbiamo niente in mano non ci andiamo. Ma va allora bene quello, va tutto, era solo da individuare le priorità. Allora, se posso dire, allora, scusatemi, se posso dire adesso, la cultura va bene, i bambini devono crescere, però se dobbiamo mettere delle priorità dobbiamo misurarci sull'esistente e sull'esistente c'è una situazione invivibile. Quindi, a parte tutti gli altri discorsi... Sì, ma lo sappiamo, se siamo qua, lo sappiamo che la situazione è invivibile. Ma hai scritto qualche punto? Scusa, No, io mi sono sottaciuto da un tot a sta parte, hai capito? Perché comunque si mettesse giù qualcosa di concreto. Cioè, per esempio, una proposta che ha fatto lui, quella là di fare la rete, che poi l'ha recuperata anche lui, quella questione lì, che non è soltanto il blog, ma è semplicemente di quando che c'è un'emergenza, e considerato che chi dovrebbe per dovere proprio farlo per istituzione non lo fa, lo dovremmo fare noi. L'ho messo, sai. Uso di informazione attraverso la rete con blog, l'ho letto prima. Sì. Fare rete, sì, però fare rete per diffondere gli allarmi ambientali. Possiamo spingere come comitati perché ci sia questo piano di rientro dell'inquinamento atmosferico, che l'ultimo fatto è del 2004, 10 anni fa, e ce n'è uno quasi pronto ma che non vogliono pubblicare. Possiamo spingere come comitati su questo? Sì, vedendo che cos'è. Sì, infatti l'esistente unità complessa per il risanamento dell'aria della regione Veneto è quel che l'autorizza e comunque scusa una cosa, aggiungi quello che diceva anche lui, l'utilizzo dei social network. Mettete a posto